Buongiorno a tutti carissimi friscalettari, friscalettomeni, friscalettofili di tutto il mondo, di tutto l'universo, di tutto il metaverso. Il vostro friscalettaro Ninuzzo, friscalettaro trapatorinese, diciamo così, siculo piemontese. Oggi vi faccio ascoltare col friscaletto Usciccareddu, la canzone tipica nostra siciliana, Aviano Usciccare. Chiedo, gli hanno fregato Usciccareddu che cantava come un tenore. Ve lo faccio ascoltare con il friscaletto in semiamolle in plastica del maestro, costruito dal maestro Enzo Pinzoni. Io ultimamente pratico molto l'esecuzione con questi strumenti che rendono moltissimo, non risentono del clima, quindi del freddo, del caldo, dell'umidità, della condensa. Soprattutto per chi inizia è più facile da controllare, e anche perché i fori sono anche più distanziati fra di loro. Non è con la canna, perché sono più piccolini e più vicini, per cui è più difficile manovrare bene e chiudere bene i fori. Iscrivetevi sempre al mio canale, ricordo, per quella cosa principale, in quanto io vi dico tutti i consigli, vi mando partiture, consigli, spartite, il tutto gratuito, quello che volete, degli argomenti di cui volete parlare, di cui avete bisogno. Io cercherò di aiutarvi, ma di mandarvi tutto gratuitamente, quindi aiutatemi a sostenere questo canale, a diffonderlo, quindi mettendo i like e tanti mi piace. Guardate, allora, le posizioni sono sempre uguali. Questo è un friscaletto in si bemolle, che non sono anche più dolce, meno acuto del do, ma lo potete fare con quello in fa, con quello in la, con quello in sol, re e così via. Le posizioni saranno sempre uguali. Poi guardate bene il video, magari lo mettete più lentamente, così riuscite a guardare bene le mie dita e a riprodurre i movimenti. Fatelo lentamente, non fate cose molto difficili, soprattutto perché all'inizio polche, tarantelle virtuose, difficili, delle cose più semplici per avere un po' più confidenza con lo strumento. Eccolo qua, spero che si veda bene. C'è una posizione che si piglia con un dito a metà. Eccolo qua, il sì. Se avete qualche problema, qualcosa, fatemelo sapere. Ninuz, io vi manderò un po' di spartiti, magari certe volte devo farmi perdonare da qualcuno, chiedo scusa perché non ho tanto tempo, perché molti mi mandate, io ho l'orecchio più veloce del West, sento tutto, scrivo tutto, però non ho tempo anche molto spesso, perché io comunque sono anche gli altri miei strumenti e tutte le altre cose, quindi non riesco. Quindi mi raccomando, abbiate un po' di pazienza, chiedo perdono se non riesco subito. Scusate se nel video c'è qualche macchina che passa, ma io lo faccio così a braccio. Quindi vi chiedo, però cercherò di con la nuova stagione ora di poter accontentarvi un po' tutti, ma poi soprattutto cercate di suonarlo in maniera tranquilla, perché io non voglio criticare nessuno, però ci sono tanti post dove sembra che le cose siano così difficilissime. Non è niente difficile, state lì, provate, riprovate lentamente, ma potete diventare dei bravissimi friscalettari, ma questo vale anche per tutti gli altri strumenti, no? La chitarra, il sassofono. Sicuramente il friscaletto è un po' più piccolino, un po' più lo potete portare anche nel taschino, e soprattutto ripassatele lentamente, con lentezza, piano piano. Ci va molta pazienza all'inizio, poi magari c'è quello che suona subito, no? Però abbiate molta pazienza, ma divertitevi, giocate, qualsiasi cosa fatemela sapere, va bene? Ciao, mi raccomando, iscrivetevi al canale, diffondete questo canale, aiutatemi a diventare famosissimo nel mondo, ma soprattutto che diventi famoso il nostro friscaletto. Ciao.